Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Anche oggi una puntata molto interessante. Vi presento subito l'ospite che è in mia compagnia quest'oggi. Intanto lo ringrazio per essere qui, per aver accettato il nostro invito, è il dottor Mario Verta. Lui è un gastroenterologo. Allora, tra l'altro aggiungo, lo dico subito dottore Verta, che lei è anche presidente della sezione calabrese SIED, che sarebbe la Società Italiana di Endoscopia Digestiva. Perfetto. E no, poi ne parliamo di questo perché insomma abbiamo un po' parlato prima di andare in onda e sono delle belle iniziative che vanno un po' pubblicizzate ed è giusto che la gente sappia, che sia informata. Allora, l'argomento di oggi è un argomento, dicevo, abbastanza interessante perché riguarda le malattie infiammatorie croniche che riguardano l'intestino, no? In genere quando si pensa a dei disturbi dell'intestino, molto spesso si pensa alle forme più comuni di colite o cose del genere, però sentiremo oggi invece che ci sono alcune forme proprio delle patologie che sono un po' più noiosette, diciamo così, in particolare quelle di cui ci occuperemo oggi, cioè la malattia di Crohn. Una volta si diceva morbo di Crohn, adesso è un po' desueto come termine. Diciamo che è stato un po' addolcito, probabilmente perché la parola morbo creava una particolare ansia anche nei pazienti. Di fatto la parola malattia è anche più moderna e quindi probabilmente più accettabile. Assolutamente. E più in generale, parlando di queste malattie infiammatorie croniche dell'intestino, pensate, non so se i numeri leggevo, che sono in Italia tra i 150 e i 200.000 le persone affette da questo tipo di disturbo e di queste qua circa il 30-40% proprio della malattia di Crohn. Sì, esattamente. È vero? Esattamente. È un numero abbastanza elevato e ahimè un numero in crescita, soprattutto in età pediatrica, e questo diciamo, è legato un po' anche alla evoluzione dei tempi dal punto di vista soprattutto della dieta, l'evoluzione diciamo del tenore di vita, e sicuramente i paesi industrializzati sono i paesi che più frequentemente sono colpiti da questo tipo di malattie, dal morbo di Crohn o dalla rettocolite ulcerosa in particolare. L'Italia si attesta in una posizione media dal punto di vista dell'incidenza di malattia. Ecco, vediamo un po' di spiegare, no, per grosse linee l'eziologia di questa malattia, e poi le diceva sono colpiti molti giovani, poi se ci spiega meglio perché o se c'è una fascia d'età maggiormente interessata. Sì, è una malattia, parlando del morbo di Crohn, che ha intanto un'eziologia, ahimè, idiopatica. Utilizziamo noi medici questo termine quando non abbiamo a disposizione degli elementi per poter fornire... Multifattoriale anche? Anche multifattoriale potrebbe essere. Di fatto è che c'è una incertezza nei confronti dell'eziologia di questo tipo di patologie. Si pensa possa essere legata a una abnorme reazione del sistema immunitario nei confronti di alcuni antigeni di origine batterica o virale o alimentare probabilmente, e quindi uno sbilanciamento tra quelli che sono i fattori di difesa intestinali e quindi i fattori antinfiammatori e i fattori invece proinfiammatori, una sorta di bilancia che pende verso i fattori infiammatori, e questo porta ad una condizione flogistica, quindi infiammatoria, che genera dei danni della parete intestinale. Nel morbo di Crohn, qual è il tratto dell'intestino che viene interessato in questa malattia? Allora, potenzialmente tutto l'intestino nel morbo di Crohn. Si dice che il morbo di Crohn possa interessare, la malattia di Crohn possa interessare l'intestino dallo stomaco, che è interessato in maniera più rara, fino al retto.
Di fatto però le sedi che più frequentemente vengono coinvolte dalla malattia sono l'ileo terminale e il colon. La malattia ileocolica generalmente è quella che più frequentemente si presenta nei pazienti. Ecco, ci possono essere anche delle malattie correlate alla malattia di Crohn? Sì, diciamo che in generale le patologie, le malattie infiammatorie intestinali hanno una correlazione con altri tipi di patologie che ne condividono il meccanismo eziopatogenetico e quindi questa abnorme reazione del sistema immunitario, e alcune condizioni cliniche che interessano altri organi, come per esempio la pelle, come per esempio le grosse e le piccole articolazioni, gli occhi, possono essere variamente associate anche alla malattia di Crohn. Ecco, lei diceva prima che è interessata alla parte l'ileo, insomma tutta la parte, adesso mi immagino una cosa, no? Cioè mi riferisco alla diagnosi, poi sì, vediamo insomma come può capitare che inizialmente i segni vengono scambiati, i sintomi possano essere scambiati per un'altra patologia, un altro disturbo? Sì, purtroppo sì. La presentazione clinica di queste malattie è comune ad altri tipi di patologie anche meno importanti. Spesso per esempio si presentano con diarrea, con dolori addominali, con facile affaticabilità, sintomi che come si può capire possono essere presenti in altri tipi di patologie meno importanti. La bravura del medico, del medico di medicina generale, è quella di intuire che una condizione cronica diciamo, può essere presente soprattutto in base ad alcuni elementi sia clinici e quindi legati a quello che è l'esame obiettivo, l'esame fisico del paziente, che ad altri esami che possono essere fatti sia dal punto di vista ematobiochimico che strumentale. Insomma, questa, come si suol dire, insomma, sarebbero gli elementi chiave che vi consentono di fare questa diagnosi di certezza, in poche parole, no? Sì, gli esami del sangue sono molto utili, intanto perché ci consentono di vedere che all'interno dell'organismo del paziente c'è una condizione infiammatoria, quindi la proteina C reattiva, la VES, che sono degli esami aspecifici ma in questo caso molto indicativi di un'infiammazione. L'utilizzo per esempio della calprotectina fecale, che è una proteina che si ritrova nelle feci in soggetti che hanno una diarrea di tipo infiammatorio. Questo ci permette per esempio di distinguere la diarrea delle malattie infiammatorie intestinali, del Crohn in particolare, da quella di una condizione benigna e funzionale come la sindrome dell'intestino irritabile, che interessa come ben si sa una gran fetta della popolazione. È anche un disturbo molto diffuso. Molto diffuso e molto comune. Ecco perché è necessario, ed essendo presente soprattutto nei giovani, che sia fatta questa importante distinzione. Poi gli esami strumentali che ci consentono, ecco, di affinare la diagnosi nel momento in cui il sospetto clinico sia già forte. L'ecografia addominale, per esempio, con lo studio delle anse intestinali, è una pratica molto utile e assolutamente non invasiva, che ci consente di vedere lo stato della parete intestinale in alcuni punti chiave e poter intanto sospettare la diagnosi. È ovvio che la diagnosi di certezza la si fa con l'esame coloscopico, che ci consente di vedere all'interno lo stato della mucosa, vedere le ulcerazioni che si generano con questo tipo di malattia e ci consente di fare dei prelievi bioptici e quindi fare un esame istologico che porterà poi a una diagnosi definitiva. Ecco, questo bell'esamino che è l'esame coloscopico, che insomma un po' a sentirlo è un po' temuto, incute sempre un po' di preoccupazione, diciamo così, perché non è una cosa molto piacevole, ma è ancora così per il paziente, insomma, sottoporsi. Allora, l'esame è sicuramente un esame assolutamente invasivo, ecco perché l'indicazione all'esame coloscopico deve essere forte e deve essere motivata, cioè io devo già sapere, prima ancora di fare l'indagine, cosa devo andare a cercare. Ecco perché non si può fare una coloscopia a cuor leggero, ci devono essere degli elementi clinici che ne giustifichino l'esecuzione. Attualmente l'esame è un esame ben tollerabile. Nel nostro centro, nella gastroenterologia e endoscopia digestiva di Cosenza, attuiamo una sedazione profonda, molto efficace, con degli oppioidi, con la meperidina e con il midazolam, che ci consentono in una quasi totalità dei casi di arrivare al cieco o all'ileo terminale, che è l'obiettivo finale dell'esame,
con un fastidio minimo o nullo per il paziente. Ecco, questa è una cosa molto importante. Intanto amici vi ricordo che qualora vogliate porre delle domande al dottor Mario Verta, il nostro ospite professionista di oggi, gastroenterologo, potete farlo formulando il numerino che vedete in sovraimpressione. E visto che tanto ci siamo, no, poi magari non riguardano le domande soltanto l'argomento specifico di oggi, ma possono riguardare altre cose, ma tanto lei si presta volentieri, vero dottore Verta? Sono qui per questo. Buonasera, c'è la telefonata per noi. Da dove chiama? Buonasera, chiamo da Cosenza. Prego. Volevo fare una domanda al dottore, un po' diciamo complicata. Praticamente mia moglie sta avendo spesso problemi di gonfiore, si sente molto gonfia anche se non va un'alimentazione come, cioè non mangia tanto. Il problema è questo, che assume ormai da 4 anni quotidianamente il cortisone, più da 6 mesi assume la pillola per l'osteoporosi. Ma Per combinazione da quando ha iniziato ad assumere anche la pillola dell'osteoporosi sono iniziati questi problemi. Quest'estate addirittura ha avuto pure un po' di problemi con le feci di colore verde, poi con il rifaco l'è passata e non si sono ripresentati più questi problemi. Però il problema del gonfiore spesso e volentieri persiste. Volevo un suo parere. Ma la signora assume cortisone per altre patologie, immagino? C'è altre patologie autoimmuni. Ok. Allora, il gonfiore in sé per sé non è un sintomo preoccupante perché spesso, diciamo che può essere riferito a quella fetta di patologie che dicevamo prima, di condizioni di tipo funzionale e possono essere variamente presenti anche in persone che non hanno nessun tipo di patologia. Il gonfiore addominale può dipendere anche da un'alimentazione sbagliata, spesso ricca di carboidrati semplici e complessi che hanno la tendenza ad essere fermentati ad opera della flora batterica intestinale. Quindi in sé per sé questo sintomo, se è solo questo, non è preoccupante. Se c'è invece un alvo diarroico, allora bisogna fare un esame delle feci che non può non comprendere un esame culturale, un esame chimico-fisico e, come dicevamo prima, anche la ricerca e il dosaggio della calprotectina fecale. Alla luce poi di queste indagini eventualmente si può decidere se procedere con esami più approfonditi. Tutto chiaro? No, il problema è, no, mia moglie è sempre andata in bagno regolarmente, non è di questi problemi. Il problema è il gonfiore. Delle volte anche che non ha mangiato niente, ma si sente questo gonfiore come una persona che ha mangiato tanto. Certo. Non si sa se causa anche delle malattie autoimmuni che ha, dell'uso del cortisone tutti i giorni. No, questo no. Il gonfiore, ripeto... Il cortisone secondo lei non dà questi problemi? No, il gonfiore addominale no, il cortisone può favorire magari un'alterazione della flora batterica intestinale, ma diciamo che non è causa del gonfiore. Come diceva prima, dottore Verta, probabilmente un consiglio valido potrebbe essere di fare attenzione al consumo di carboidrati, Assolutamente no? sì, io intanto farei questo, modificherei la dieta riducendo quelli che si chiamano FODMAPs, un acronimo che ci indica una serie di alimenti ricchi in carboidrati semplici e complessi, e già migliorando questo, oppure aggiungendo alla terapia con steroidi eventualmente dei fermenti lattici, dei probiotici come si chiamano, per migliorare la qualità della flora batterica intestinale. Già con questo dovrebbe esserci un miglioramento. Non mi sembra che i sintomi siano compatibili con una condizione particolarmente grave o di tipo organico, sembrano più dei sintomi di tipo funzionale. Quindi i probiotici li può prendere sempre? Diciamo. No, possono essere fatti dei cicli possono essere utili. Ok, grazie. Prego. Grazie a lei per averci chiamato, insomma questo potrebbe essere un primo tentativo, no? Di fare attenzione, perché poi lo sentiremo anche più avanti, magari un po' più nello specifico, ma di quanto veramente sia importante la dieta, no? L'alimentazione in questo tipo di malattie. Sì. E perché spesso magari basta eliminare qualcosa, basta moderarne il consumo e veramente si vedono dei grossi risultati e delle grosse migliorie. Abbiamo altra telefonata, regia? Me lo dite? Pronto? Pronto, salve. Buonasera, da dove chiama? Da cos'è? Chiamo da Cosenza. Prego. Vorrei fare una domanda al dottore. Prego. Allora, ieri pomeriggio sono stata in ospedale per una addominalgia in fossi iliaca destra.
avevo dei dolori fortissimi e pensavo fossero calcoli renali o qualche altra cosa. Andando in ospedale, facendo una TAC, hanno visto che c'era un ispessimento del cieco e là per là mi hanno detto che poteva essere una infezione non curata, oppure questo morbo, oppure un tumore al colon. Mi hanno consigliato con urgenza di fare una colonoscopia per vedere insomma con esattezza che cosa ci fosse in questo colon. E ora la mia domanda è: può essere questi dolori così forti, atroci, oserei dire, essere portati proprio da questo ispessimento del cieco e può essere una tipologia di tumore? Allora guardi, intanto credo che ci si sia sbilanciati un tantino troppo, già formulando una diagnosi solo sulla base di un esame strumentale. Il problema è che hanno posto un ventaglio di ipotesi che vanno comunque confermate, questo senz'altro. Io adesso ripeto, non so la sua età, non so se ha fatto degli esami del sangue, non so se questi sintomi si siano già presentati in passato. Ritengo poco verosimile che una neoplasia del cieco si manifesti improvvisamente con un sintomo che non le è proprio, che è il dolore, perché il cieco ha un diametro abbastanza diciamo valido e difficilmente una neoplasia del cieco si manifesta con questi sintomi. La patologia infiammatoria non si può escludere, ma è necessario fare altri accertamenti. Oltre, come diceva, agli esami del sangue, intanto sarebbe sufficiente fare una ecografia accurata e qualora questa non dia delle risposte, una coloscopia può senz'altro dirimere qualsiasi dubbio. Quindi con la colonoscopia io posso avere tutte le risposte? Beh, senz'altro, però consideri che, ripeto, il sintomo in sé per sé, il sintomo dolore non è tipico di patologie del colon particolarmente gravi, se no in uno stadio terminale. Ritengo che a 39 anni, ritengo poi che lei sia stata comunque fino ad allora in buona salute, ritengo che sia poco probabile che ci sia una patologia neoplastica, me lo auguro. Allora, speriamo di essere stati chiari, anche se per telefono, insomma, certo, è difficile. Per video anche, però penso di... 49 anni mi ha strongato. No. Allora, speriamo di averla per il momento tranquillizzata, perché poi è presto, come abbiamo sentito, per sbilanciarsi. Allora sicuramente prima una buona ecografia e poi eventualmente una colon, si va a fare pure lei questo bell'esamino, però abbiamo sentito che adesso veramente... Siete in ottime mani. Siete in ottime mani e anche... mi consola questo. Va bene, tanti auguri. La ringrazio, un buon pomeriggio. Grazie. Allora, dicevamo, queste malattie croniche sono croniche perché vuol dire che se il paziente che ne soffre avrà con sé per tutta la vita, però adesso qui scendiamo nel campo importante che è il campo della terapia, no? Una volta acclarata la patologia e accertato il tutto, oggi abbiamo delle terapie valide, vero? A assolutamente sì. Intanto dobbiamo dire che la malattia è una malattia cronica e ricorrente, perché può avere un esordio acuto e può avere poi delle poussée successive nel corso della vita del paziente. La malattia di Crohn sotto questo punto di vista è un po' più bizzarra, un pochino più incerta rispetto alla rettocolite ulcerosa e spesso, ahimè, è necessario ricorrere alla chirurgia per porre rimedio ad alcune condizioni diciamo che possono essere ritenute delle complicanze, ma di fatto sono un'evoluzione della malattia. Mi riferisco per esempio alle stenosi o allo sviluppo di ascessi o allo sviluppo di fistole. Sono conseguenza della malattia perché la malattia ha la caratteristica di interessare anatomopatologicamente tutta la parete, a tutto spessore rispetto alla rettocolite, e questo porta, come in tutte le fasi di guarigione di tutte le ferite del nostro organismo, allo sviluppo di una cicatrice, quindi allo sviluppo di tessuto fibroso che inevitabilmente porta a un restringimento del lume intestinale e questo può portare a una complicanza che appunto è la stenosi e con questa anche alle altre che abbiamo detto. Oggi lei è gettonatissimo, dottore Berta, mi fa piacere. Mi dispiace interromperla, ma proseguiamo tra poco. Buonasera, chi è in linea? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Senta, io chiamo da Briatico. Da Briatico, prego. Mi chiamo Concetta, volevo fare alcune domande lì al dottore.
Prego. Ecco, allora, senta dottore, io è dal 2009 che soffro di questi problemi che lei sta dicendo, però effettivamente una diagnosi vera e propria non l'ho ancora capita, anche se ho fatto un intervento nel 2013 a marzo a Milano al San Donato Milanese, diciamo. Allora, io adesso ho fatto tutti gli esami immaginabili, sono stata anche a Cosenza da voi all'Annunziata e ho fatto la coloscopia. Sì. E avevo dei polipi, però Sì. non me li hanno toccati perché rischiavo di bucare l'intestino, ok? Però il mio problema, mi hanno detto che è un problema meccanico che non si apre lo sfintere. E infatti nel 2013 ho avuto, dopo aver fatto manometria, anorretale, retto, endoscopia e endoscopia, tutte le ho fatte, mi hanno operato e mi hanno fatto, allora, l'esplorazione del rete. La paziente è stata sottoposta nel 19 marzo 2013 a intervento chirurgico, asportazione della ragade anale, plastica mucosale di scorrimento e divulsione anale con mini fiste, rotomia laterale. Ecco, mi hanno fatto questo, però il problema io non l'ho risolto. E per un annetto, diciamo, dopo aver fatto questo intervento, ero sempre... Capivo che non era normale la faccenda, sempre come era prima, però almeno non avevo dolore né davanti né dietro. Dal 2009 a quella data io non potevo andare a fare le urine, diciamo che avevo dolore davanti anche e mi veniva sempre, sentivo le feci che erano sotto e che dovevano uscire e io spingi. Così mi sono rovinata del tutto, non lo so, però adesso è sempre questo problema. Al mattino Ho capito. io vado, non riesco a fare la pipì se non ne espulgo fuori un po' di feci e dopo devo andare, dopo una mezz'ora vado di nuovo e dopo alla fine mi viene la diarrea e sono avanti con un'infiammazione tremenda, sempre con l'anzolin. Ma ne ho presi di farmaci, medicine, lassativi, di tutto e ancora non ho risolto il mio problema. Ho capito. Che cosa devo fare? Allora, intanto questo non è un problema per fortuna che riguarda una condizione relativa Però al... di cose brutte non me ne hanno trovate. No, diciamo. per fortuna signora. Dicevo, Dicono che è un fattore meccanico, ma chi è che mi può risolvere a me questo problema? Il problema è un problema di tipo locale, se non ho capito male è un problema soprattutto di tipo anale. Si è creata Che non si apre lo sfintere. Ecco, si è creato un ipertono sfinteriale che inevitabilmente comporta poi purtroppo lo sviluppo di ragadi anali e la guarigione è molto rara. Si possono utilizzare in questi casi, ma lei è già stata sottoposta all'intervento chirurgico, vuol dire che immagino che abbia già fatto uso di farmaci diciamo miorilassanti come l'anifedipina o l'isosorbide mononitrato. Purtroppo in questi casi quello che bisogna fare quando si è raggiunto questo livello è mantenere le feci il più possibile morbide, quindi cercando di utilizzare dei lassativi osmotici, lassativi formanti massa e una dieta molto ricca di fibre. Ci sono poi dei centri, noi non lo facciamo, dove si fa proprio una rieducazione dello sfintere anale tramite quello che si chiama... ma qui non lo fanno e me l'hanno detto che dovevo... No, purtroppo no, ma perché sono delle patologie, signora, di nicchia, sono delle patologie rare e lì dove ci sono dei centri che se ne occupano sono centri di alto volume. Ho tentato, ho fatto anche quelle, dottore. Ho fatto una riabilitazione alla Mezzia di un medico che veniva da Roma e invece mi aveva rovinato del tutto perché ho fatto, dovevo fare un ciclo di 45 queste terapie che sentivo come la corrente dentro, sì. Però non mi è servito. Sì, e purtroppo è una condizione... Io ho fatto pure queste terapie, anche il dilatatore, tutto, sì, ma non serve. Non riesco. È un ipertono anale, questo purtroppo è una condizione. Sì, sentivamo, insomma, non è questa patologia qua, che l'ipertono anale, insomma, non è facile, di facile risoluzione, no? Ma non c'è qualche farmaco innovativo che è uscito? Ma c'è una sorta di ginnastica che può fare da sola? Sì, è quello che dicevamo, il problema è che va comunque fatto un training in centri diciamo di alto flusso, sì, dove insegnano quello che si chiama biofeedback, cioè una sorta di allenamento costante
quotidiano dello sfintere anale, ma ripeto il concetto, anche la qualità delle feci deve essere migliorata, l'alimentazione è importante in questo. Purtroppo il problema che si è venuto a creare adesso è un problema di tipo cicatriziale, per cui la risposta motoria dello sfintere anale, soprattutto dopo l'intervento, si è notevolmente ridotta anche dal punto di vista proprio delle afferenze nervose. Tirando le somme, consigliamo alla signora di individuare un centro, Certo. insomma, che lo facciano da tanto tempo. Ma mi sono rivolta a Catanzaro e mi ha detto che non lo fanno, io non lo so dove qui in Calabria credo non che ci sono dei centri. No, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui dobbiamo morire. No, signora, per questo tipo di patologia non c'è stato uno sviluppo, perché è una patologia, ripeto, di nicchia. Ci sono centri che utilizzano, che hanno degli alti volumi e che se ne occupano in maniera più professionale, più precisa. Sì, lo so, li sto girando tutti, guarda. Signora, non si perda d'animo. Certo. Non si perda d'animo. Viene sul Vibo, per favore, no, Come? Dico, se questo dottore viene sul Vibo... chiedeva se lei andava sul Vibo. No, sul Vibo ci sono degli ottimi colleghi, signora, che conosco, e poi al limite le do dei riferimenti se lascia il numero in segreteria. Sì, può lasciare, in redazione dopo, a fine trasmissione ci può chiamare, così lascia il suo recapito. A fine trasmissione posso chiamare? Può richiamare, sì, certo che Va sì, bene, in modo tale poi insomma da dare un po' dei consigli, dei riferimenti soprattutto. Sì, lo so. Grazie a lei signora, tanti auguri. Eh sì, sono delle patologie di nicchia, insomma, per cui non è che possiamo essere sempre pronti per tutte le cose, però insomma già che ci sono, che esistono, bisogna andare alla ricerca e farlo, un po' di pazienza. Sì, questa è una condizione non facile. Queste sono cose un poco anche lunghe, no? Sì, purtroppo sì. Ok, allora stavamo parlando per chi si fosse messo all'ascolto adesso, della malattia di Crohn in particolare oggi, e della... ci fermiamo per la pubblicità. Sì, allora quando rientriamo ripartiamo da qui e ci eravamo interrotti proprio sulle terapie. Quindi amici, non cambiate canale, ritorniamo tra pochissimo col dottor Mario Verta, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati in compagnia del dottor Mario Verta, gastroenterologo. Stiamo parlando delle malattie infiammatorie intestinali croniche. Allora, nello specifico stiamo parlando della malattia di Crohn, poi se abbiamo tempo parleremo anche di un'altra, che è la rettocolite ulcerosa, che affligge anche veramente tantissime persone. Allora, parlavamo è una situazione, una malattia cronica, anche se il paziente vede, grazie ad alcune terapie, veramente quasi un annullamento dei sintomi, una remissione totale, no? Anche per lunghi periodi. Sì, l'andamento, come dicevamo prima, è un andamento purtroppo che ha delle poussée successive, poussée legate all'infiammazione intestinale, e questo, come dicevamo, può avere poi come conseguenza lo sviluppo delle complicanze dell'evoluzione della malattia, che sono le stenosi, le fistole e gli ascessi. Ecco perché è necessario che si faccia una diagnosi molto precoce per poter attuare molto rapidamente il trattamento più appropriato e quindi ridurre la possibilità che queste complicanze si sviluppino e migliorare quindi la qualità di vita del paziente. Lo scopo attuale della terapia è il mucosal healing, si chiama in inglese, cioè la guarigione mucosale. Non è più, come si faceva negli anni scorsi, il miglioramento solo dei sintomi, che si ottiene rapidamente, il miglioramento clinico, anche semplicemente con la terapia steroidea, che rimane comunque la terapia di primo approccio nei pazienti che hanno una prima diagnosi, ma abbiamo a disposizione adesso delle terapie molto efficaci che possono essere utili nei soggetti che sono dipendenti dal cortisone o resistenti al cortisone, e purtroppo iniziano a essere tanti. La terapia immunosoppressiva, per esempio, che ci consente di avere una remissione prolungata,
oppure le terapie biologiche che si utilizzano già da 10 anni e che si stanno evolvendo notevolmente. Ecco, parliamo un po' di queste terapie biologiche, perché sappiamo che presso l'ospedale civile di Cosenza avete proprio, insomma, mettete in atto questa terapia di ultimissima generazione, no? Lo fate veramente... Sì, noi intanto abbiamo, colgo l'occasione per fare un po' di pubblicità al mio reparto, alla mia unità operativa, abbiamo un ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie intestinali. Ogni settimana seguiamo i nostri pazienti in maniera molto accurata, forniamo degli appuntamenti successivi con le terapie necessarie e siamo centro per la somministrazione delle terapie biologiche, quindi sia dell'Infliximab, che è uno dei primi farmaci che sono stati sperimentati per la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa, l'Adalimumab, che è un farmaco che si somministra sottocute, e il Vedolizumab, che è l'ultimo farmaco. Il nostro ambulatorio è un ambulatorio che diciamo, nel quale ruotano alcuni medici diciamo, con grandissima esperienza nell'ambito delle malattie infiammatorie intestinali. Ricordo il dottor Paese, che è stato responsabile per diversi anni, la dottoressa Cicerone, la dottoressa Giusifranco, il sottoscritto e gli altri medici del reparto. Insomma, siete un bel team. Siamo un bel team, ecco perché ci tenevo a sottolineare che per questo tipo di condizioni, non solo nella nostra unità operativa ma anche negli altri centri calabresi, c'è una gestione accurata e appropriata di questi pazienti, motivo per il quale almeno per questo tipo di condizioni non è necessario per niente rivolgersi ai centri fuori regione, che tra l'altro, essendo ormai una rete abbastanza consolidata, devo dire, ci rimandano indietro i pazienti, facendoci un'ottima pubblicità, dicendo che siamo comunque un centro... Ma questo ci fa molto piacere, perché quando si va fuori per risolvere un problema di salute, poi dicono, beh, ritornate giù in Calabria perché lì avete dei validi professionisti veramente in gamba che sanno curarvi, se non come noi, ma meglio di no, insomma, questo non può che farci piacere. Abbiamo una telefonata, pronto? Bene. Pronto? Buonasera, da dove chiama? Da Cosenza. Prego. Buonasera. Io chiamo, casualmente stavo passando di canale ed ero sulle vostre trasmissioni che seguo sempre. Io sono un malato di Crohn. Io ero fuori a Perugia seguito e sono ritornato a Cosenza. Ecco. E sono seguito dal dottore Verza e da tutto lo staff. È un testimonial, è un testimonial. Abbiamo un Ecco, testimone. io purtroppo, anche per questioni diverse, sono dovuto andare fuori per problematiche di salute inerenti alla mia famiglia, lì purtroppo su patologie che Cosenza o la Calabria è carente, mentre su strutture come gastroenterologia, che può essere Cosenza, come Catanzaro stesso, Sì. non c'è bisogno di andare fuori. E Bravissimo. io questo è un invito che faccio soprattutto ai medici di base, è là il problema, secondo me. Se non vengono indicati cioè è troppo facile dire hai la colite. Io, per dire anche la colite, quando il reparto era a Cosenza, sono dovuto essere operato d'urgenza perché era stata sbagliata la diagnosi e mi sono trovato a Perugia, grazie al professore Morello, originario della provincia di Cosenza, il mio primario, mi ha salvato la vita e mi hanno diagnosticato un Crohn. Io per Cosenza all'epoca, perché lo devo dire, testimone, quel reparto di gastroenterologia era ridicolo e al limite proprio della denunzia. Di quanti anni fa si parla? Di quanti anni fa si parla? 19 anni fa. Io sono stato rioperato ultimamente a Cosenza e la prima volta ero stato operato a Cosenza, nonostante da Perugia mi era stato indicato Cosenza no, però c'era Petrassi e io mi feci operare a Cosenza. Oggi, come allora, chirurgia a Cosenza è una delle migliori, non ha niente da invidiare a nessuno, però poi dobbiamo vedere gente come i miei, cioè, abbiamo la stessa malattia, io vado a Roma, io vado all'Umanitas, il protocollo è quello. Bene. Certo, e questo è vero. E il problema sono i medici di base, ripeto, i medici di base, dovete indicare lo specialista, nessuno può capire di tutto.
è vero, ma questo succede anche per altre patologie, in altri ambiti. Assolutamente. L'abbiamo sentito anche la scorsa settimana dal dottor Canona, insomma spesso avviene, no? Che non si chiede subito questa visita positiva, specialistica. La pubblicità positiva, è facile parlare sempre dei casi di mala sanità, purtroppo ce ne sono tantissimi, come sono anche al nord. Però la buona sanità bisogna tenere qui, perché io devo andare fuori e costare all'azienda sanitaria regionale tutti questi soldi quando io lo posso fare qui. Ovviamente, siccome i casi di gastroenterologia, penso che il dottore Perca ve lo possa confermare, sono tantissimi, dobbiano ampliare, bisognano più posti, c'è bisogno di più ragazzi, una sinergia con l'Università di Catanzaro, non facciamo andare via le menti fuori, non è possibile trovare che l'esperto maggiore dell'IBD è il dottore Paolo Gianchetti di Cosenza che sta a Bologna. È il colmo. Sì, abbiamo tanti nostri conterranei che insomma ci fanno veramente onore, stanno fuori, però noi li vorremmo. Io spero che la Regione Calabria superi i fasi di commissariamento e di tutta questa porcheria che c'è sulla sanità e si dedichi alla buona sanità, perché c'è. C'è, su questo siamo d'accordo che c'è. E i medici di base, ripeto, che sono la prima catena, il primo anello della catena, sono loro che devono indicare le cose buone, senza arrivare a essere un malato terminale. Vero, giuste parole, noi la ringraziamo veramente tanto per questa sua testimonianza. Per l'intervento edulcorato, però purtroppo sono un paziente per primo. Sì, e infatti si evince insomma dalla sua enfasi, però ci sta. Grazie e tanti auguri. Grazie. Sì, infatti il rapporto diciamo, con i medici di base deve essere sempre più stretto, ci deve essere una sinergia molto molto forte, stiamo cercando di dialogare molto, molto di più, però devo dire che i colleghi che sono molto consapevoli più difficilmente adesso, soprattutto per questo tipo di problematiche, inviano i pazienti fuori regione. In genere riusciamo comunque ad essere un punto di riferimento e diamo risposte ai pazienti. Certo, questo è l'importante. Dunque, mi volevo un attimo ricollegare alla terapia biologica che vi dà grandi soddisfazioni, lei mi stava dicendo, no? Sì, la terapia biologica attualmente è ed è ancora in evoluzione perché stanno... E poi mi scusi, questo anticipa, cioè voglio dire, la terapia chirurgica, cioè quando i farmaci poi non hanno uno spazio terapeutico, quindi questo è antecedente ad un eventuale... No, può anche essere successivo. Può anche essere successivo perché purtroppo la malattia di Crohn ha la tendenza a recidivare nella quasi totalità dei casi, anche dopo la chirurgia che ahimè in alcuni casi si rende necessaria. La terapia biologica precoce, nel momento in cui sia fatta una diagnosi precoce di recidiva anche solo istologica, cioè anche con una mucosa perfettamente normale, facendo le biopsie iniziamo a vedere un'infiammazione, si può partire rapidamente come se il paziente fosse naive, cioè fosse vergine da terapia, come se fosse la prima diagnosi. E questa tipologia di pazienti, soprattutto se non hanno mai fatto terapie biologiche, risponde in maniera molto brillante. Perfetto, quindi è come se proprio il medico lo vedesse per la prima volta. Sì. Quindi si riparte da la percentuale purtroppo di guarigione ahimè non raggiunge il 100%, ma con i nuovi ritrovati, con i nuovi farmaci diciamo che superiamo abbondantemente il 50%, che credetemi in questo momento storico è un risultato, parliamo di remissione, di guarigione della mucosa, cioè di scomparsa delle ulcere. Ed è tantissimo. Che importanza ha la dieta in questa malattia? Allora, sebbene in passato la dieta fosse considerata un elemento eziologico importante, un elemento causale, ora questo aspetto è stato completamente ridimensionato. Io ricordo anche quando ero all'università a Perugia, proprio dal professore Morelli, si parlava del latte come un possibile fattore antigenico, come se il latte, il lattosio, fosse uno stimolo per lo sviluppo della malattia, perché inevitabilmente essendo un disaccaride, uno zucchero, veniva facilmente fermentato e dava diarrea, dava gonfiore, quindi si pensava fosse questo. Adesso il ruolo della dieta nelle malattie infiammatorie intestinali è stato molto ridimensionato. Nel momento in cui viene attuata una terapia specifica e si riesce a far guarire la... Lei dice non c'è bisogno di stare poi tantissimo... No, tranne nelle fasi iperacute, dove ovviamente è importante
non dare troppo lavoro all'intestino, cioè ridurre la massa fecale, quindi ridurre il contenuto di fibre nella dieta e di zuccheri, proprio per la capacità fermentante. Il resto della dieta può essere assolutamente normale, anzi, essendo una malattia che ha delle diciamo tendenze cataboliche, molto spesso il consiglio di un bravo nutrizionista, e quindi con una dieta che tende ad essere ipercalorica e iperproteica, può essere assolutamente utile. Certo, mi par di capire che non si può fare prevenzione per questa. Quanto conta anche la genetica, la familiarità? Molto, molto. Non c'è una ereditarietà vera e propria, ma si è visto che in alcuni cluster familiari, in alcune famiglie, la frequenza della malattia è più sostenuta. Ok, abbiamo un'altra telefonata per noi, ce la facciamo? Sì, ancora abbiamo un po' di tempo. Pronto? Da dove chiama? Buonasera. Pronto, buonasera, da Cosenza. Prego. Buonasera. Volevo fare una domanda al dottore. Prego. Ascolta, diciamo 5-6 anni fa, ho fatto 2 volte la gastroscopia, no? E non hanno trovato niente di serio, un po' di infezione allo stomaco, un po' di antibiotico è passato, però il problema mi è sempre rimasto, io quando mangio, pure che mangio qualcosa di poco, non digerisco, ho sempre lo stomaco gonfio. Beh, allora intanto il motivo per cui è stata fatta la gastroscopia era questo? Era questo tipo di sintomo? Però non ho risolto il problema, pure che ho fatto un po' di antibiotico. Sì, l'antibiotico è stato fatto, immagino, perché era positivo all'Helicobacter pylori. Non lo so questo, però ripeto, questo problema è rimasto sempre. L'infezione allo stomaco, l'unica infezione nota, è possibile tra l'altro, perché lo stomaco ha un tenore acido molto importante, quindi ha un pH bassissimo e difficilmente i batteri riescono a sopravvivere. L'unico è l'Helicobacter pylori, che è un agente causale della gastrite, dell'ulcera gastrica e duodenale, così come anche del tumore gastrico, ma è anche responsabile di alcuni casi, quasi il 20%, di dispepsia non ulcerosa, cioè di una condizione clinica funzionale, quindi non organica, non legata a un danno anatomico dell'organo, che può manifestarsi con i sintomi che ha lei. Qualche volta è sufficiente proteggere lo stomaco con degli antisecretivi o utilizzare dei procinetici, cioè dei farmaci che migliorino lo svuotamento gastrico, ma ricordiamo una cosa, questi farmaci non possono sostituire una dieta adeguata e corretta, assolutamente. Molto spesso si assumono farmaci antisecretivi, i famosi gastroprotettori, in maniera indiscriminata, perché ci fanno stare bene e ci consentono di mangiare e bere in abbondanza. Quindi attenzione soprattutto alla dieta. Poi ripeto, molto spesso queste problematiche funzionali risentono anche delle abitudini di vita, dello stress, dei pasti veloci e frettolosi, quindi bisogna un po' modificare anche le abitudini di vita. Di altro non posso fare niente, farò una visita, qualcosa. Un consiglio per evitare questa sensazione che lei ancora avverte? Si possono fare dei pasti piccoli e frequenti, intanto per migliorare proprio lo svuotamento gastrico e non dare molto lavoro allo stomaco. Evitare per esempio durante la cena di assumere pasti grassi o pasti iperproteici, perché tendono ad essere svuotati molto più lentamente, circa 4-6 ore rispetto ai pasti ricchi di carboidrati. Cercare di fare dello sport, per esempio anaerobico, migliorare quindi anche l'attività fisica. E nei casi invece in cui subentrino dei sintomi veri e propri, trattarli con la terapia specifica, sempre dietro consiglio medico. Sempre dietro consiglio medico, mi raccomando, e sicuramente poi modificando qualche cosa che riguarda un po' lo stile di vita, in questo caso anche lo stile alimentare e anche lo stile di vita, facendo un po' di movimento o quant'altro, si possono avvertire delle migliorie veramente significative. Grazie di averci chiamato, tanti auguri. Allora, quindi dicevamo la non ereditarietà vera e propria della malattia di Crohn, ma una familiarità. Questo dimostra che comunque una componente genetica nella eziopatogenesi di queste malattie ci sia. Quanto poi questa sia determinante nello sviluppo della malattia o quanto sia determinante nei tempi di sviluppo nell'ambito dell'età del paziente, questo non è dato di saperlo. Differenza tra malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa, sì. Velocemente perché i minuti... Allora, rapidamente, intanto come dicevamo prima, le sedi, la rettocolite ulcerosa interessa quasi esclusivamente il colon e il retto spesso è indenne nella malattia di Crohn.
L'interessamento anatomico della rettocolite ulcerosa è riservato solo alla mucosa e alla sottomucosa, cioè agli strati superficiali della parete intestinale, mentre il Crohn interessa tutto lo spessore. È una patologia diciamo anche impegnativa, ma che va incontro a complicanze molto meno frequentemente rispetto al morbo di Crohn. È una malattia ingravescente? È una malattia, può essere ingravescente, ma diciamo ha delle in genere nella maggioranza dei casi ha una prima manifestazione molto grave, le manifestazioni successive hanno quasi sempre una gravità inferiore e si controllano spesso molto bene anche con gli steroidi oppure con la mesalazina, che è un farmaco che ha una scarsissima quantità di effetti collaterali ed è molto efficace anche nella prevenzione, si sa ultimamente, del cancro del colon, che purtroppo in questi pazienti ha una frequenza di sviluppo un pochino più alta rispetto alla popolazione generale. Anche nel caso della rettocolite ulcerosa bisogna che il paziente ci conviva, no? Però sì, anche in questo caso si può tenere tutto sotto controllo. Assolutamente sì, i sintomi sono più gestibili, risponde in maniera un po' più sostanziosa alla terapia medica. Anche in questo caso vengono utilizzate, nei casi che non rispondono alla terapia steroidea, i farmaci biologici, ai quali la rettocolite risponde abbastanza bene. Purtroppo è una malattia cronica per cui anche dopo lunghi periodi di remissione per dei fenomeni psicosociali stressanti o per motivi non noti si può ripresentare con vari gradi di gravità. Eh sì, perché anche in questo caso insomma un po' la predisposizione che abbiamo già sentito, la familiarità, lo stress, le infezioni, che ne so, le allergie sì, anche, no? Possono determinare, e poi abbiamo sentito, forse questa anche colpisce abbastanza anche in età giovanile, no? Sì, entrambe le patologie sono frequenti, hanno un andamento bimodale si dice, cioè interessano i giovani in genere più frequentemente tra i 20 e i 30 anni e poi un'altra fascia d'età che è quella tra i 50 e i 60 anni, quindi ci sono diagnosi che vengono fatte più tardivamente. Ripeto quello che ho detto all'inizio, purtroppo si sta verificando un aumento in età pediatrica e questo è importante che si faccia una diagnosi precoce ad opera soprattutto dei nostri colleghi pediatri che sono molto validi. Senta dottore, ma sia per la malattia di Crohn che per la rettocolite ulcerosa abbiamo dei registri, non so, che ci dicano, ci diano dei numeri? Allora, nota dolente, no, purtroppo abbiamo dei dati che vengono estrapolati, sono stati estrapolati sulla base dei codici di esenzioni delle ricette. Non è dato sapere diciamo, qual è il dato reale, purtroppo perché non ci sono in Calabria dei registri di malattia come ci sono in alcune regioni del nord. Ci stiamo attivando con gli altri presidenti delle società. Lei è presidente della SIED, quindi sì, insomma adesso può fare qualcosa. Ci stiamo impegnando, infatti volevo proporre e farò poi presente anche a livello regionale questa cosa, che è necessario fare dei registri di malattia in modo da poter schedare, tra virgolette, i pazienti e avere a disposizione dei dati su cui poter lavorare, soprattutto dal punto di vista dell'età, dal punto di vista anche della gravità di patologia. Questo è utile per i nostri pazienti, così come è utile, lo sottolineo, anche l'iscrizione alle associazioni che si occupano dei pazienti. Questo ci tenevo a dirlo perché abbiamo un'associazione molto importante che è la Amici, l'Associazione Malattie Infiammatorie Intestinali. Un attimo, adesso dopo la telefonata? Sì. Buonasera, da dove chiama? Da Cosenza. Prego. Buonasera. Volevo chiedere al dottore quale connessione ci può essere o c'è tra disturbi da rettocolite non molto forte e prostata e viceversa, però non dal punto di vista delle infezioni, ma dal punto di vista dell'infiammazione funzionalmente. Ma diciamo che non c'è correlazione sostanzialmente. Il paziente con rettocolite ulcerosa molto spesso ha un'infiammazione che coinvolge il retto, che si trova... continua a parlare, che si trova comunque in stretta connessione con la prostata, per cui molto spesso la incapacità del retto a distendersi proprio perché è infiammato all'arrivo delle feci porta a quello che si chiama tenesmo, cioè una sensazione di urgenza evacuativa e molto spesso la pressione anteriore verso la prostata può portare delle condizioni che portano a delle patologie, diciamo, delle condizioni che simulano eventualmente delle prostatiti, ma connessione diretta non c'è. Connessione diretta, ok.
Se si fa una diagnosi tardiva, per esempio di rettocolite ulcerosa, o non si individua una terapia giusta, eccetera, quali possono essere le complicanze? Allora, la rettocolite ulcerosa è, diciamo, può dare delle complicanze in una fase, diciamo, intanto quando ha una gravità particolarmente elevata. La complicanza più temibile sicuramente è il megacolon tossico, cioè una condizione per cui la parete intestinale, in preda a un'infiammazione di lunga data e di gravità inaudita, va incontro a una perforazione, cioè si distende, perde le sue capacità elastiche e contrattili, si distende fino alla perforazione, e questo ovviamente ma porta... prima di arrivare a questo ci saranno dei segnali. Ci sono dei segnali, no? Dei sintomi. Consideriamo questo, che la rettocolite ulcerosa ha come sintomo predominante la diarrea muco-sanguinolenta. La diarrea cronica, cioè una diarrea che si verifica per più giorni, che non abbia le caratteristiche di una diarrea di tipo funzionale, quindi che abbia delle caratteristiche di tipo infiammatorio, deve essere indagata. Certo. Attraverso gli esami, attraverso la visita clinica, ma soprattutto attraverso la coloscopia. Ecco perché la diagnosi tardiva in questa realtà, a queste latitudini e con le conoscenze che abbiamo adesso è più difficile. Ripeto, possiamo trovarci però di fronte a una malattia particolarmente aggressiva e quello è un altro discorso. Trattamenti in questo caso? Terapeutici? Trattamenti terapeutici per la rettocolite ulcerosa, la terapia steroidea iniziale è sempre la chiave di volta, a cui possono poi seguire delle terapie di mantenimento con gli immunosoppressori, o qualora non ci siano delle risposte valide, quindi una corticoresistenza o una corticodipendenza, si può passare ai biologici. La rettocolite, come dicevo prima, ha però la fortuna di rispondere molto molto bene a un farmaco, diciamo, innocuo sostanzialmente, che è la mesalazina, sia per via sistemica che per via topica. Tant'è che nelle forme lievi e moderate spesso è l'unico farmaco che si può utilizzare, ed è un farmaco veramente molto semplice e privo di effetti collaterali. Leggevo, dottore, non so se lei è d'accordo, che vabbè, a parte tutte queste i farmaci che sono in questo caso obbligatori, no? Sì. E molto molto utili, ma ci crede anche all'aiuto che può arrivare dalle erbe? Non ne ho esperienza, sinceramente non vorrei pronunciarmi. Diciamo che possono essere però, insomma, a correlazione della terapia. Se mi parla per esempio dell'aloe vera, che viene esatto. utilizzata ormai per tutte le cose. Avevo in mente proprio l'aloe vera. Non ci sono degli studi, noi medici siamo abituati soprattutto nei tempi moderni a ragionare secondo i principi della evidence-based medicine, cioè i principi basati sull'evidenza. Lo so, non gliela dovevo fare questa domanda. Tutto ciò che esce fuori, diciamo, da studi scientifici. Mi riservo comunque il dubbio, e mi riservo di andare a ricercare se ci sono degli studi pubblicati sull'aloe vera, però diciamo che nelle linee guida internazionali non è contemplato. Sì, lo so, va bene. Comunque invece la sua attenzione la deve riservare sicuramente all'argomento che poi abbiamo interrotto per via della telefonata, sì. Cioè al registro. Lei diceva si farà portavoce anche. Mi farò portavoce, ripeto, ne abbiamo promotori, già discusso. Diciamo così. Sì, ecco. Ne abbiamo già discusso con il presidente dell'Associazione Gastroenterologi Ospedalieri Regionale, che è il dottor Angelo Lauria di Reggio Calabria, e con gli altri colleghi dei centri di Catanzaro, Crotone e Vibo, per poter mettere su un registro, intanto un database di pazienti informatizzato. Mi auguro che la Regione sia sensibile a questo argomento. So già che è stato attivato un registro per i tumori, e questa già è una cosa importante. Il registro per malattie infiammatorie intestinali sarebbe veramente utile sia per noi, per estrapolare dei dati utili proprio a finalità diagnostiche e terapeutiche, ma utili soprattutto per i pazienti. Bene, bene. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io insomma le preannuncio che sicuramente col nuovo anno lei dovrà ritornare a trovarci, perché parleremo di tante altre cose sempre interessanti, e tra l'altro ci fornirà anche le ultime novità su tutto ciò che riguarda la sua attività, insomma, come i suoi colleghi. Lei è molto impegnato, ma come si rilassa? Io mi rilasso con l'arte. Con l'arte, è un artista, il dottore Verta è un artista. Io dipingo e ho una scuola di street art. Nel mio tempo libero mi vesto, anzi mi svesto. Quindi quando vediamo quei bei disegni sui muri, qualcuno tipo è quello? Mio, qualcuno è mio. Bene, allora ci faremo più attenzione da oggi in poi. Bene. Grazie dottore Verta, veramente grazie di voi. essere stato con noi. Grazie a voi amici per averci seguito sempre con tanto affetto. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Buona serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.